Via libera alle nuove trivelle in Sicilia, la regione tenta di opporsi ma il Ministero del via libera. Musumeci potrebbe spiazzare tutti e dimettersi, una mossa strategica per anticipare le elezioni e spiazzare tutti. Stop alle mascherine dal 1° maggio anche al chiuso a eccezione di scuole e cinema. A 2 femminile la SEAP batte 3-1 il CRAI Milano e torna in corsa per la salvezza. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione, ricerche di gas e petrolio, via libera alle nuove trivelle nelle aree protette dell'isola con l'avallo del Ministero. La regione tenta di opporsi, conseguenze gravi, compreso il rischio sismico, ma il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee è già realtà. Oltre 30 istanze di concessioni hanno il disco verde. C'è il servizio. Via libera alle trivelle per la ricerca di petrolio e gas in buona parte della Sicilia e del suo mare. Nonostante piani ambientali, siti UNESCO, mappe del rischio sismico, parchi e riserve. Il paradosso è che a dare il via libera alle performazioni sia stato proprio il Ministero della Transizione Ecologica, mettendolo nero su bianco sul piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee, approvato poco più di un mese fa. Un documento che pone precisi vincoli sui quali aree dell'Italia possano essere interessate da ricerche e sfruttamento di giacimenti di petrolio e gas naturale. Escluso del tutto Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Liguria, Umbria, Toscana e Sardegna. Al contrario, nella nostra regione quasi il 70% del territorio è colorato in verde nella mappa disegnata dai tecnici del Ministero Cingolani. In Sicilia un giacimento non si nega a nessuno, insomma. Nel dettaglio, riguardo alla mappa delle concessioni, se si esclude l'area metropolitana di Palermo e la Punta Peloritana, tutto il resto dell'isola è a rischio trivellazioni e le concessioni in attesa sono già numerose. Basta sfogliare le 26 pagine dell'elenco nazionale dei titoli minerari del Ministero della Transizione Ecologica. Si trovano 9 istanze di permesso di ricerca, 2 istanze di concessione, 6 permessi di ricerca che interessano 2.794 km² di territorio, 13 concessioni di coltivazione per 567 km² e poi il mare con le zone indicate dalle lettere C e G nel canale di Sicilia, dove insistono 4 istanze di permesso di ricerca, 4 permessi di ricerca e 4 concessioni di coltivazione offshore. Contro il piano del Ministero della Transizione Ecologica, la Regione ha inviato un corposo dossier di 46 pagine della Commissione Tecnica Specialistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente guidata da Aurelio Angelini. Per farsi un'idea delle decine di punti critici messi in luce dalla relazione basta scorrere l'elenco della ventina di documenti ufficiali, dal piano dei parchi e delle riserve naturali, anche quelle marine protette, a quelli di gestione della rete Natura 2000 e poi il piano forestale, quello di sviluppo rurale, dei distretti idrogeografici e delle qualità dell'aria, fino ai piani di gestione dei siti UNESCO e quello di sviluppo del turismo. La relazione descrive tutte le possibili conseguenze ambientali in caso di incidenti a causa del rischio idrogeologico che interessa buona parte del territorio siciliano. Ma c'è anche un altro passaggio della relazione che suona in tutta la sua drammaticità. Si osservano relativamente alla Sicilia piani di rottura della crosta terrestre potenzialmente in grado di riattivarsi in un prossimo futuro e sottolinea possibili relazioni tra le attività di esplorazione sia sulla terraferma che in mare, anche condotte con tecniche nuove ma non completamente conosciute, come quella dell'idrofrantumazione e l'aumento, se non l'innesco di un'ulteriore attività sismica. Il rischio è che l'aumento del prezzo del gas faccia diventare convincenti anche piccoli giacimenti, spiega Angelini, moltiplicando esplorazioni ed estrazioni anche complesse, il tutto per poche quantità rispetto ai nostri fabbisogni e soprattutto per giacimenti che fra 10 anni saranno esauriti. Ma non c'è solo la Regione contro il piano. Pochi giorni fa 24 comuni, fra i quali Noto, hanno impugnato il piano di fronte al TAR del Lazio chiedendone l'annullamento. Fra i rilievi anche il nuovo diritto inserito in Costituzione che prevede la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, varato proprio 3 giorni prima che fosse approvato il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Un 19enne agrigentino è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato picchiato nella notte tra sabato e domenica davanti ad un locale della Movida lungo il Viale delle Dune a San Leone, frazione balneare di Agrigento. È stato proprio il ragazzo a chiamare i soccorsi.
Al 19enne sono stati riscontrati alcuni traumi, per fortuna di lieve entità ed escoriazioni. Non è chiaro il motivo alla base dell'aggressione e secondo quanto ricostruito sembrerebbe che la vittima non conoscesse chi lo ha picchiato. Indagano i poliziotti della sezione volanti della questura di Agrigento. Siamo pronti a togliere le mascherine a partire dal 1° maggio? È attorno a questo interrogativo che sta ragionando il governo in questi giorni. Dal 1° maggio, infatti, come previsto nell'ultimo decreto Covid, scatterebbe lo stop all'obbligo di mascherine anche al chiuso e dunque via le mascherine nei supermercati, nei centri commerciali, nei negozi, negli uffici e così via, con la sola eccezione delle scuole dove studenti e docenti dovranno continuare a portarle fino a fine anno. Vediamo. Ci sarebbero le condizioni per un'estate senza restrizioni, così il sottosegretario alla salute Andrea Costa, sottolineando che dopo 2 anni di regole e divieti, soprattutto dopo che gli italiani si sono vaccinati ed hanno rispettato tutte le indicazioni del governo, è giusto anche dare messaggi positivi. Gli scienziati esprimono però posizioni profondamente diverse sull'obbligo di mascherine a maggio. Il microbiologo Andrea Crisanti suggerisce infatti le mascherine solo ad anziani e fragili in combinazione con la 4ª dose, dal momento che con Omicron è cambiato il paradigma ed è diventato impossibile praticamente controllare la diffusione del virus. Non la pensa invece così Massimo Galli: la mascherina al chiuso non va abolita, dice, e mi pare fuori discussione sui mezzi pubblici. L'epidemiologo Massimo Cicozzi invece: aspetterei i dati di maggio, ad oggi dico assolutamente di tenere la mascherina al chiuso e anche all'aperto in caso di grandi aggregazioni. Anche Draghi, positivo al Covid, e Speranza prendono tempo e la decisione potrebbe così arrivare solo tra il 25 ed il 1° maggio prossimi. Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, durante la conferenza stampa al Ministero della Salute sulla prosecuzione della campagna vaccinale, è stato netto: la scelta sull'utilizzo delle mascherine spetta al decisore politico, ma io credo che la mascherina in certi contesti, come il trasporto pubblico, il cinema o il teatro, conferisca una protezione assolutamente importante e fondamentale. Io continuerò ad indossarla. È finita l'emergenza, ma non è finita la pandemia. Per ora, lo ricordiamo, l'ultimo decreto stabilisce che fino al 30 aprile le mascherine sono obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso, ad esclusione delle abitazioni private, con l'eccezione delle classi scolastiche, dove già da adesso è previsto l'obbligo della mascherina chirurgica. L'ultimo decreto anti-Covid, numero 24 del 24 marzo, prevede anche alcuni casi in cui la mascherina chirurgica sia obbligatoria anche all'aperto per spettacoli teatrali, arene cinematografiche, concerti e stadi. Fino al weekend della festa dei lavoratori restano poi obbligatorie le FFP2 nei luoghi più a rischio. Niente mascherina chiaramente quando si balla in discoteca o quando si fa sport. Il presidente della regione Nello Musumeci medita le dimissioni per anticipare il voto e spiazzare i suoi avversari interni che, dovendo essere impossibilitati a piazzare in 2 mesi un candidato presidente alternativo, dovrebbero convergere su di lui, unico candidato ufficiale al momento del centrodestra. C'è il servizio. L'incontro con i suoi fedelissimi si sarebbe dovuto tenere il sabato di Pasqua, ma Nello Musumeci ha preferito soprassedere ancora qualche giorno e far sbollire la rabbia prima di prendere decisioni. La strada più probabile, di cui il governatore discuterà oggi con i suoi, resta quella più audace delle dimissioni anticipate. Ormai non può più spiazzare tutti, dato che non sarebbe affatto una sorpresa, ma una mossa del cavallo per mettere in difficoltà gli alleati, questo sì. Obiettivo: ritrovarsi comunque in una posizione di vantaggio sull'opposizione e sui parenti serpenti nel centrodestra. Ma soprattutto Musumeci punta a rispondere al suo acerrimo avversario politico, il commissario forzista Gianfranco Miccichè, che nell'ultima settimana ha assestato 2 colpi a danno del governatore. Prima le dichiarazioni dal Vinitale di Verona sul gatto che avrebbe più chance di vincere rispetto al presidente di Militello, parole che hanno fatto saltare l'accordo sul ticket che avrebbe visto candidati il leghista Francesco Scoma a Palermo e Musumeci alla regione. E poi il sostegno della Lega a Francesco Cascio, che al contrario apre le porte alla candidatura di un leghista alla presidenza della regione, sul quale convergerebbero anche gli autonomisti di Lombardo, la nuova DC di Cuffaro, i popolari di Saverio Romano.
Per andare al voto il 12 giugno, stessa data delle amministrative, le dimissioni dovrebbero essere firmate entro il 27 aprile. Vorrebbe dire entro una settimana da oggi, termini troppo risicati considerata la sessione di bilancio più difficile della legislatura, con un controfinanziamento monco di 1 miliardo ancora in bilico e le commissioni azzerate e non ancora insediate. E allora l'altra data possibile, quella su cui gli uomini e le donne del Presidente stanno ragionando concretamente, è quella dell'11 maggio, che consentirebbe un po' di respiro in più per approvare il bilancio e manderebbe tutti al voto nel giorno dei ballottaggi, il 26. L'altra opzione, di cui Musumeci ragionerà oggi con i suoi, è quella del governo del Presidente, per accompagnare, neanche a dirlo, alla porta intanto gli infidi Lega e Forza Italia, o almeno l'ala di Forza Italia che risponde a Miccichè. Un ripulirsi che in giunta si tradurrebbe con il siluramento del solo assessore all'agricoltura Toni Scilla, mentre gli altri tre forzisti, Gaetano Armao, Marco Falcone e Marco Zambuto, resterebbero al fianco del governatore. Insomma, a cambiare sarebbe davvero pochissimo e Musumeci si chiede se valga la pena girare su questa seconda opzione. Resta la questione aperta sul capoluogo. Che fare, si chiedono. Dalle parti diventerà bellissima a questo punto. A Palermo la convergenza su Roberto Lagalla UDC è considerata impraticabile. L'aver incassato il sostegno del renziano Davide Faraone sposta l'asse del centrosinistra troppo verso sinistra per Meloni e Musumeci. Al momento, dicono dal movimento del governatore, la candidatura di Carolina Varchi resta in campo, con 3 candidati del centrodestra a contendersi le preferenze insieme agli aspiranti sindaco Franco Miceli, Fabrizio Ferrandelli, Rita Barbera e Francesca Donato. Difficile che qualcuno possa raggiungere il 40% al primo turno. L'Election Day dunque potrebbe essere rinviato alla fine di giugno. Ad essere certo invece il referendum sulla giustizia. Gli italiani saranno chiamati a esprimersi il 12 giugno prossimo, data che coincide anche con le consultazioni amministrative, e si esprimeranno su 5 quesiti. Vediamo. Non è una separazione della carriera, perché la carriera rimane immutata, è una separazione delle funzioni, che è un concetto ovviamente diverso, perché la carriera ovviamente rimane tale e quale. Se un magistrato ha un certo numero di anni di servizio ed è bravo, ovviamente farà carriera a prescindere. Il problema a cui tende il referendum è quello di evitare che ci sia un andiriviene tra le funzioni giudicanti e quelle, diciamo, requirenti e inquirenti. A mio avviso è una legge su cui in questo momento il Parlamento sta lavorando. Io temo che non si arriverà al referendum. In ogni caso, qualora si ci dovesse arrivare, io ritengo che sia un momento importante per dare una svolta, perché il referendum paradossalmente è l'unico strumento in questo momento che consente una riforma sostanziale del nostro sistema giuridico, perché il Parlamento, quasi tutti i partiti sono più o meno conservatori, cercano di conservare lo status quo del tessuto normativo. La magistratura teme un cambiamento che provenga dal popolo. C'è un altro quesito che incide sulle correnti della magistratura. In questo momento, per candidarsi al CSM occorre raccogliere, a seconda del collegio, tra 25 e 50 firme. Se dovesse vincere, se si dovesse abrogare la pertinente norma di legge, qualunque magistrato potrebbe candidarsi senza bisogno di accedere a una determinata corrente piuttosto che un'altra. È chiaro che per essere eletti al CSM ci vogliono i voti, però un conto è proporsi all'elettorato della magistratura, un conto è soffocare la possibilità di un candidato che non vuole aderire a nessuna corrente di candidarsi. Si vuole abrogare la possibilità che in questo momento consente all'articolo 274 Codice di procedura penale di sottoporre un cittadino a misura cautelare quando ci sono indizi di reati e esigenze cautelari tese a evitare che quella persona possa commettere reati della stessa specie. È un concetto così inafferrabile da un punto di vista, diciamo, ontologico, che lascia una discrezionalità enorme ai magistrati. Abrogando questo periodo dell'articolo 274 avremmo una riduzione dei casi in cui il cittadino può essere sottoposto a misura cautelare. Ovviamente agli avvocati questo non conviene perché si riduce il lavoro, però da un punto di vista
dello Stato di diritto credo che sia una cosa di significativa importanza. Valutazione dei magistrati, parliamo della legge che disciplina i cosiddetti consigli giudiziari, dove vengono eletti i magistrati nell'ambito del distretto di ogni corte di appello e a cui accedono dunque soggetti nominati dal Consiglio Nazionale Forense, avvocati. Anch'io in passato ho fatto parte del Consiglio Giudiziario di Palermo, solo che c'è un problema, che gli avvocati nel momento in cui bisogna valutare il magistrato devono uscire dalla seduta, quindi non partecipano alla fase deliberante e alla fase del voto del Consiglio Giudiziario. Abrogando questa legge, quei pochi avvocati che partecipano al Consiglio Giudiziario potranno dire il loro punto di vista e quindi potranno ovviamente i magistrati sono sempre in maggioranza, ma comunque ci sarebbe una partecipazione attiva piuttosto che passiva dell'avvocato che rappresenta l'avvocatura. E Geraci-Siculo, in provincia di Palermo, è il più generoso tra tutti i comuni italiani per consensi alla donazione di organi. I dettagli nel servizio. Si trova nelle Madonie il comune italiano con il maggior numero di dichiarazioni di volontà per la donazione degli organi. Si tratta di Geraci-Siculo, borgo del circuito Bella Sicilia, che vanta anche di essere comune blu per la longevità dei suoi cittadini. Il nuovo primato per il comune delle Madonie arriva dall'ultima edizione dell'Indice del Dono, il rapporto realizzato dal Centro Nazionale Trapianti che evidenzia i numeri delle dichiarazioni di volontà alla donazione di organi e tessuti registrati nel 2021, all'atto dell'emissione della carta d'identità nelle anagrafi dei 6.845 comuni italiani in cui il servizio è attivo. L'indice è espresso in centesimi ed è elaborato prendendo in considerazione alcuni indicatori come la percentuale dei consensi, quella delle astensioni e il numero dei documenti emessi. A contribuire all'ottimo risultato di Geraci c'è la vicenda della piccola Marta, geracese di 11 anni scomparsa nel marzo 2021 a seguito di una leucemia fulminante. I genitori della piccola avevano subito chiesto la possibilità di donare gli organi della figlia, ma il prelievo non fu possibile a causa della patologia che ne aveva causato la morte. Nonostante ciò, i genitori della piccola firmarono simbolicamente il consenso al prelievo, un gesto che sensibilizzò l'opinione pubblica sull'argomento della donazione degli organi. E così, se nel 2020 a Geraci l'opposizione alla donazione sfiorava il 58%, l'anno successivo i contrari sono crollati al 4,6% e l'astensione al 10,7%. Il piccolo paese delle Madonie è riuscito così a risalire in 12 mesi di quasi 6.000 posizioni nella classifica nazionale e a conquistarne la vetta. Al secondo posto in Sicilia c'è invece Marianopoli in provincia di Caltanissetta e a seguire Ustica nel Palermitano. Tra le province Enna, la migliore tra le siciliane, è 83esima su 107 a livello nazionale, seguono Messina 85esima e Ragusa 89esima. Complessivamente la Sicilia è risultata 19esima tra le regioni italiane, con un indice del dono di 51,8 su 100, dunque sotto la media nazionale. La Procura di Agrigento ha concluso le indagini preliminari e tramite il sostituto procuratore Gloria Andreoli ha notificato 13 avvisi di conclusione indagini anticamera della richiesta di rinvio a giudizio a carico di altrettanti indagati nell'ambito di un'inchiesta antidroga, soprattutto cocaina e hashish tra Favara, Canicattira, Calmuto e Agrigento. Sono almeno 30 gli episodi di cessione di sostanze stupefacenti documentati tra l'agosto e l'ottobre 2018 nell'inchiesta vengono contestati anche 2 atti incendiari a scopo di intimidazione avvenuti a Favara nell'ottobre 2018. La droga veniva acquistata, suddivisa e ceduta agli acquirenti utilizzando un linguaggio criptico: Red Bull, pony bianco, coniglio cucinato, bottiglie di vino. Il giornalista Rai Milo Infante è indagato nell'ambito dell'inchiesta di Denise Pipitone, la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004. C'è il servizio. Perché la mia idea è che qui ci sia una vendetta che consiste nel fatto che la bambina non è stata uccisa, ma viene tolta alla madre per sempre.
Sono trascorsi quasi 20 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, figlia indiscussa di tutta Italia, la cui storia ancora oggi resta incastrata tra poche luci e molte ombre. Piera Maggio, da sempre mamma coraggio, non si arrende nel cercare la sua bambina, oggi giovane donna, e così si affida ad un QR code attraverso cui diffondere altre immagini della sua piccola. Se lo si decifra con il proprio cellulare, si viene introdotti a pagine web dove sono raccolte una serie di informazioni e dettagli relativi a Denise utili per la sua ricerca. Così infatti la donna sui social, se vuoi, fai stampare dal tipografo un adesivo oppure un adesivo magnetico da applicare sulla vetrata del proprio esercizio commerciale, sulla porta, sull'auto, sul tuo furgone, camper o camion. Salva l'immagine e diffondila anche attraverso WhatsApp, Telegram, eccetera, anche all'estero. Coloro che hanno rapito Denise hanno eluso la giustizia italiana. Alcuni ci sono caduti in pieno, inconsapevolmente, altri per volontà propria e altrui. Tutto ciò, ha proseguito ancora Piera Maggio, rimarrà una vergogna indelebile nella memoria di molti italiani. È dura, ma andremo avanti nella ricerca della verità e della giustizia per Denise, come abbiamo sempre fatto, e anche sul blog ufficiale cerchiamodenise.it la speranza di arrivare alla verità prosegue anche da parte di numerosi cittadini italiani e non che hanno a cuore la causa. Intanto è arrivato lo stop definitivo per la costituzione di una commissione d'inchiesta per il caso di Denise, mentre continua il processo sull'ex PM Angioni, e c'è però una novità: l'inserimento nel registro degli indagati del giornalista Milo Infante, che con la sua trasmissione Ore 14 segue ed ha seguito da molto vicino la vicenda della piccola Denise. I poliziotti del commissariato di Sciacca hanno denunciato 3 persone, 2 di nazionalità rumena e un uomo del posto, per violazione di domicilio. I 3, dopo aver rotto una finestra, hanno occupato una villetta di proprietà di una 26enne di Sciacca in contrada San Marco. Quando la donna si è recata al mare per trascorrere le vacanze di Pasqua, ha fatto la scoperta ed è stato proprio la 26enne a richiamare i poliziotti e denunciare l'accaduto. Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno preso atto della situazione e proceduto a denunciare un 30enne, un 29enne e un 40enne. I 3 comunque non hanno reagito e hanno poi abbandonato l'immobile. Un poliziotto della sezione volanti della questura di Agrigento ha denunciato un 37enne di nazionalità marocchina a margine di un'attività di indagine sul furto di un portafoglio. L'uomo è accusato di aver rubato il borsello nel mese di febbraio a un agrigentino in via Atenea, al cui interno vi erano soldi contanti, carte di credito e addirittura un foglio con scritto il codice PIN. Il 37enne, dopo essersi impossessato del bancomat, ha fatto un primo prelievo di 50 euro, primo e unico grazie al fatto che il proprietario era intanto riuscito a far bloccare la carta. Le immagini delle telecamere hanno poi fatto il resto, immortalando il 37enne. Quest'ultimo adesso deve rispondere dei reati di ricettazione e utilizzo indebito di carte di credito. Vi trovate bene in questo mercato? Sì, io non monto sempre, quindi bene o male sì. Questa posizione è migliore rispetto a quella del Mandalario? Sì, certo. Magari là era più... Sì, ci sono più persone, ma il lavoro è sempre quello. È tutta un'altra cosa, qua siamo sulla strada, ci sono più persone, anche se è un periodo un po' ancora che è il cambio stagione, però si vedono molto più persone che là non si vedevano da anni. Là molti non venivano più in quanto non prendevano neanche le spese. Se torniamo lì io non torno più, abbandono anche il posto, abbandono l'attività, non mi interessa venire a Messina, se rimaniamo qui sì invece. La gente mi trova meglio a me, parlo per me, perché lì dentro noi eravamo tipo abbandonati. Dovevamo aspettare chi veniva. Qua a Messina non avete servizio pubblico e allora non va bene. Se c'erano i servizi pubblici, a stare lì sopra potevamo anche stare. Siamo in un'area principale dove siamo circondati dalla popolazione e quindi cambia tutto. Il vostro obiettivo è restare qui perché era una situazione temporanea? Speriamo, vedendo che non creiamo problemi con la viabilità, perché non ci potrebbero essere queste prospettive, anche perché noi ci stiamo comportando abbastanza bene, alle 2 le macchine già possono circolare perché trovano pulito. Prima devono essere contenti loro per come si trovano qua. Io, per dire la verità, mi va bene così, fino adesso, poi non lo so, in estate magari c'è più caldo, ma anche là si sentiva caldo perché è un po' chiuso, qua magari si respira meglio.
Sì, per me va bene, certo non lo so per le persone che ci abitano, per me va bene qua, perché c'è più scelta pure. Qua è più lineare, forse è un po' meglio, però è troppo... Hanno bloccato una strada importante di Messina, hanno bloccato un po' il traffico. La mia famiglia da 40 anni che viene qua e qua ci troviamo bene, perché poi già quando cambi tu un mercato, non che cambia il mercato è finita, ma ci sono 150 famiglie che mangiano, cioè distruggi tu il lavoro di 150 persone, perciò noi qua ci troviamo bene, stiamo cercando di lasciare tutto pulito, lasciare le strade, le macchine che possono scorrere tranquillamente, in modo che noi lavoriamo. Qua è comodo come era una volta. A me viene comodo qua, sicuramente. Qua. Noi siamo di qua, quindi ci viene più comodo. Grazie. E poi bello ampio, è comodo, sì. Grazie. E facciamo un passo indietro per tornare a rivivere una delle tradizioni pasquali di Raffadali. Vediamo. Suggestiva. Oggi diciamo è una giornata di festa, l'incontro con Gesù risorto e la Madonna, ma è stata una giornata veramente suggestiva per tutti i fedeli che hanno partecipato. Sì, assolutamente una giornata bella, intensa e di gioia. La partecipazione di tanti fedeli dimostra il fatto veramente di incontrarsi tra di loro, ma anche di assistere e partecipare all'incontro tra Gesù e la Madonna. E infatti è questo l'augurio che ho sentito di dare a tutta la cittadinanza, a tutta la comunità di Raffadali, quello proprio di incontrarci e incontrarsi, così come hanno fatto questa mattina Gesù è risorto, ma come hanno fatto i discepoli quando si sono sentiti smarriti di fronte alla croce. Lei nel suo messaggio ha richiamato anche la pace, ma soprattutto la pace anche tra le famiglie. Sì, perché la pace, noi certamente preghiamo e invochiamo la pace per l'Ucraina in questo momento, ma anche la pace nelle nostre famiglie, perché anche nelle nostre famiglie ci sono litigi per svariati motivi, per diverse situazioni, e quindi ho richiamato anche all'attenzione questo tipo di guerra nel nostro paese, nella nostra comunità, ma anche nel mondo intero. L'augurio veramente di vivere da risorti, di vivere da cristiani viventi, che vivono la vita in pienezza ogni giorno. Naturalmente la tradizione vuole che non poteva mancare la banda musicale. Ormai da 150 anni che la banda musicale esiste a Raffadali. Diciamo che è una tradizione, non potevamo mancare, lo sentivamo fortemente il bisogno di partecipare a questa e non lasciare il paese senza questa tradizione, perché siamo legati fortemente al nostro paese e vogliamo rispettare sempre il nostro paese. Abbiamo rifiutato diverse occasioni per poter andare fuori, ma prima di tutto viene il nostro paese e la nostra cittadinanza. Non ti nascondo a dire che il venerdì l'incontro, tutto l'incontro ho pianto, suonavo ma con le lacrime agli occhi, perché veramente non pensavamo di poter riuscire, ancora adesso ci penso e mi emoziono, perché veramente è qualcosa che sentiamo dentro. Io da 44 anni che faccio parte della banda, mio papà è un musicante pure, chiamo musicante perché siamo noi della banda e quindi siamo musicanti. Mio nonno era un maestro di banda e quindi c'è tutta la tradizione che... Quanti componenti siete nella banda Parisi? La banda Parisi, cioè, effettivi componenti, siamo circa 55 elementi, però considerando che c'è gente che purtroppo lavora fuori,
Per l'occasione però ci siamo riuniti abbastanza ed eravamo 40-45 elementi tutti di Raffadali. È stata molto toccante l'entrata in chiesa. L'entrata in chiesa perché non sempre si può suonare in chiesa, ecco, è questo momento che facciamo parte appunto della casa di Dio, entriamo nella casa di Dio e noi ci sentiamo facenti parte della casa di Dio e ringraziamo il parroco. Un saluto e un ringraziamento va all'arciprete Don Stefano, tutti i parroci di Raffadali, Donaldo e tutti gli altri che hanno veramente collaborato e ci siamo trovati veramente bene con loro. Giorno di Pasqua, giorno trionfante, trionfa Dio con tutte le sante, Dio con tanto affanno non avvenente, ora ne salutiamo tutti quanti e andiamo a fare la Pasqua contente. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. 4 cagnolini sono stati salvati dai vigili del fuoco di Caltanissetta dopo essere finiti all'interno di un'intercapedine tra un muro e una vasca di cemento, scivolando per oltre 2 metri e non riuscendo a muoversi. È accaduto in contrada Santo Spirito. Un quinto cucciolo è rimasto a osservare la scena. A dare l'allarme il proprietario dei cani, che senza l'intervento dei vigili del fuoco non sarebbe riuscito a salvarli. Mediante delle tecniche specialistiche appropriate, la squadra guidata dal capo reparto esperto Vittorio Imbrogno è riuscita a metterli in salvo e adesso i 4 cagnolini stanno bene. Migliaia di like e commenti per le foto di Federica Pellegrini alla Valle dei Templi di Agrigento pubblicata su Instagram. La campionessa di nuoto, dopo aver dato notizia della sua presenza nell'Agrigentino pubblicando le stories dell'arrivo al Verdura Resort di Roccoforte tra Sciacca e Ribera, ha pubblicato le immagini della visita alla Valle dei Templi, un aperitivo al Villa Atena con il fidanzato Matteo Giunta. Primo Festival dell'Aquilone il prossimo weekend 23 e 24 aprile a Montevago. L'iniziativa è promossa dal Laboratorio della Memoria in collaborazione con il Comune e le associazioni del territorio. I nostri aquiloni siano veicolo di libertà e pace. Aspettiamo i bimbi, ma anche chi è rimasto bimbo dentro, si legge in una nota dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Margherita La Roccaruvolo. Sabato 23 aprile a partire dalle ore 15:30 in programma il laboratorio per la creazione degli aquiloni nella sede del Laboratorio della Memoria in Piazza della Repubblica. Domenica 24 aprile la sfilata degli aquiloni nel vecchio centro con momenti di intrattenimento musicali. A seguire alle 13:30 grigliata nel bosco cittadino. Siamo allo sport, volley femminile A2, la SEA Paragona batte Milano 3-1 e torna in corsa per la salvezza. Sale infatti a quota 23 a 2 soli punti dalla stessa formazione lombarda, seconda in classifica nell'ultimo posto disponibile per la permanenza in A2. L'intervista al tecnico Lino Giangrossi. Vediamo. Coach Giangrossi, questa è una vittoria bellissima che vale tantissimo ai fini della salvezza. Sì, intanto è una vittoria bellissima perché al netto del secondo set abbiamo giocato secondo me una bella pallavolo a livello di intensità, di energia, era quello che ci eravamo detti, no? Venerdì era la cosa importante, cioè aggredire l'avversario, provare a battere forte, provarci su ogni pallone e poi andare a vedere alla fine. Con loro non si può vincere mettendola sul piano fisico, perché chiaramente da quel punto di vista sono una categoria sopra tutti, però giocando una pallavolo così intensa anche per loro diventa difficile, quindi sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto le ragazze. È una partita che in termini di classifica è importante perché dà significato, dà senso alle prossime partite.
Adesso ogni partita sarà determinante, dovrà essere giocata così e poi alla fine faremo i conti. In realtà adesso la classifica noi non la stiamo guardando, pensiamo una gara alla volta, il risultato è uno solo, può essere uno solo sempre, quindi va bene così, è anche il bello dello sport, no? Se alla fine sarà salvezza ce la saremo meritata sul campo, ce la saremo guadagnata lottando con squadre che stanno lottando. Oggi ho visto un Sant'Elia che ha fatto risultato pieno nel campo di Catania, quindi siamo tutti lì. Si tratta di tenere duro altre 3 gare, provare a portare 9 punti a casa e poi fare i conti. Oggi ha vinto il gruppo, grande prova del collettivo, anche chi è entrato dalla panchina. Sì, assolutamente, questa è la partita della squadra, cioè oggi tutte hanno dato il loro contributo, chi non è entrato lo ha dato durante la settimana in allenamento, quindi vale tanto quanto chi ha fatto 1 punto o 20 punti in partita, perché questo purtroppo, anzi per fortuna, è uno sport di squadra dove siamo tutti responsabili l'uno dell'altro, a partire da me, il secondo allenatore e tutti quelli che ci stanno intorno, fino a tutte le giocatrici del roster. Oggi abbiamo avuto grandi risposte da chi è entrato dalla panchina per una palla o per 2 set e questa è la cosa importante. Se giochiamo così ce la giochiamo fino alla fine, questa è l'unica cosa che voglio per questo gruppo che comunque si sta impegnando tanto. Hai una dedica per questa vittoria? Ma sì, la vorrei dedicare a mia figlia perché questa è la sua prima Pasqua, io la passerò lontana e non potrò regalargli il primo uovo e quindi questo sarà il mio regalo di Pasqua per lei. Ancora è troppo piccola per capirlo, però mi fa piacere pensare insomma, che ho giocato un po' anche per lei, quindi questa è la mia dedica. Coach, cosa è mancato oggi alla Club Italia Carrara Milano per provare a portare a casa l'intera posta in palio? Ma sicuramente in attacco non siamo stati incisivi come al solito, ci aspettavamo che dall'altra parte sarebbero state molto agguerrite sul discorso della battuta muro-difesa, e così è stato, sono state molto pazienti, molto brave in difesa, hanno difeso tanto e noi non siamo stati così altrettanto pazienti, abbiamo corso dei rischi in delle situazioni dove non dovevamo correre rischi, dove la palla non poteva essere colpita al meglio e invece in altre situazioni dove la palla ce lo permetteva siamo stati un pochettino più conservativi e giocando in difesa in questo modo qua non siamo riusciti proprio a mettere la palla per terra, quindi l'attacco sicuramente è quello che ci è mancato di più oggi. Questa pool salvezza è davvero avvincente. Ci aspettavamo comunque delle partite complicate, per noi sono tutte delle partite che ci danno delle esperienze in più, che appunto ci insegnano, almeno speriamo che ci insegnino qualcosa di importante per la crescita delle nostre ragazze. E, sicuramente un po' i risultati di ogni giornata si vedono, bisogna sempre guadagnarsi la vittoria in campo, nessuno ti regala niente. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale, grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi, a presto.